La scuola di formazione che avete immaginato è qualcosa di straordinario. Consente non solo e non tanto di preparare dei validi consiglieri comunali, consiglieri capaci di sapere cosa fare, in grado di conoscere lo statuto dell'ente, il regolamento del consiglio, in grado di sapere quali sono i loro poteri, ma è qualcosa di straordinario anche per i cittadini. Con mano abbiamo toccato quanto i cittadini sono tornati a mostrare interesse per la politica. È un'esperienza da esportare, è qualcosa che forse dovrebbe essere imposta a tutti quelli che vogliono fare la differenza. Sono Diego Altezza, consigliere comunale di Ustica, consigliere comunale più giovane della Sicilia. Grande partecipazione qui ad Agrigento per il corso di formazione politica per consiglieri comunali che Controcorrente ha voluto lanciare in occasione delle prossime amministrative. Voglia di investire nella propria città per mettere a disposizione, mettere in campo le proprie competenze, la propria voglia di riscatto. È importante che si studi sempre, è importante soprattutto comprendere cosa sia la politica e cosa sia amministrare anche una città complessa come Agrigento, dove disagi non mancano mai, dall'acqua, dei problemi legati alle mancate infrastrutture, cittadini che hanno voglia finalmente di poter cambiare le cose. Il sapere è potere, la comunità che conosce è in grado di deliberare, è in grado anche di pretendere che si deliberi in un determinato modo, ed è una comunità che fa la differenza, perché è una comunità che non si lascia prendere in giro, è una comunità che sa cosa può chiedere, fin dove può chiedere, e allora una platea di cittadini che impone una classe dirigente più competente può cambiare davvero le cose. Il focus dell'iniziativa ovviamente è quello di dare una sorta di alfabetizzazione civica. Si ritiene che per poter in maniera seria svolgere il ruolo come appunto quello di consigliere comunale non ci si possa improvvisare. L'interesse è quello di stimolare la partecipazione attiva nel dibattito civile e politico e creare consapevolezza nelle persone, perché soltanto una consapevolezza vera che nasca dalla conoscenza può permettere di fare un effettivo controllo da parte dei cittadini nei confronti della macchina amministrativa, che il ruolo di consigliere comunale è un ruolo fondamentale proprio perché una seria attività può svolgere quella funzione di indirizzo e di controllo che molto spesso anche consiglieri che si definiscono magari di opposizione non pongono in essere.